Coi 34 voti a favore di Lega, Lista Zaia, 5 Stelle e Tosiani, i due contrari dei forzisti Massimo Giorgetti ed Elena Donazzan, l'astensione di Massimiliano Barison di Forza Italia e il PD uscito dall'aula in segno di protesta, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato l'indizione del referendum sulla separazione del comune di Venezia tra Laguna e Terraferma. Non entrerei neanche nel merito della specificità di Venezia come città unica al mondo, sulla diversità dei problemi e quindi delle soluzioni relative ai problemi stessi, ma semplicemente mi atterrei al primo scalino e direi i veneziani e i mestrini hanno il dovere e il diritto di esprimersi sull'argomento. Una decisione che ha diviso la maggioranza, con Forza Italia contraria al referendum insieme al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Primo perché è antistorico rispetto anche al contesto normativo oggi, stiamo parlando di città metropolitana e durante un processo che non sarà facilissimo ci si infila dentro con un referendum. Dall'altra parte credo che sia doppiamente antistorico anche in termini economici più generali. Proprio a causa di queste divisioni interne alla maggioranza, sostiene Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, la discussione era stata per troppe volte rinviata e calendarizzata soltanto grazie al nostro intervento. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo importante risultato. Il Movimento 5 Stelle serve per dare la parola ai cittadini. È giunto il momento anche per loro di dire la propria su queste questioni che riguardano la propria vita, la vita della città, delle due città e del proprio futuro. Non siamo contro la democrazia, puntualizzano dal PD. Se non abbiamo partecipato al voto è perché un parere dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale ha stabilito l'illegittimità del referendum perché in conflitto con la legge del Rio. Abbiamo deciso di uscire dall'aula, logicamente argomentando la questione e specificando che secondo noi è illegittimo l'atto di per sé e quindi senza voler negare nessun atto di democrazia, anzi se ci sarà la possibilità di andare avanti con i referendum nessuno li vuole negare.